Riprendiamo la linea da Fiera Agricola Verona, stiamo proseguendo il nostro percorso che ci porta a vedere come il mondo della meccanica agricola sia al fianco dell'agricoltura per affrontare le sfide dal punto di vista sia produttivo che ambientale. Abbiamo raggiunto lo stand di Nobili, azienda che ha sede a Molinella in provincia di Bologna ma che esporta ormai l'80% della sua produzione in tutto il mondo. Io sono in compagnia di Massimo Bornelli, responsabile mercato Italia per Nobili. Intanto una prima impressione su questa edizione di fiera, come sta andando e quali sono anche magari i focus su cui avete deciso di concentrarvi considerata anche l'area geografica? Beh, indubbiamente la Fiera di Verona è un appuntamento molto importante, lo conferma anche quest'anno con vedete presenze in notevole numero. È un anno che si presenta abbastanza difficile perché è un anno che purtroppo abbiamo contro diverse cose che fanno del mercato della macchina agricola un anno che si prevede possa essere un anno duro da affrontare. È naturale che se l'anno sarà duro bisognerà cercare di mettere i paletti per poter fare qualche cosa di sempre superiore, di sempre qualitativamente migliore da poter affrontare un mercato che richiederà forse qualche cosina in meno ma sicuramente più specializzato. Allora andiamo a vedere nel dettaglio alcune delle soluzioni tecnologiche e innovative del mondo Nobili in una delle sue specializzazioni, quella delle trince, in seguito vedremo anche le irroratrici. Intanto però qui con me Matteo Zinzani, responsabile ufficio commerciale Italia per Nobili, e vedo anche tanti cartelli novità. Il trincia che abbiamo portato qua è un trincia a doppio pick-up per appunto le potature di grandi andane di potature che devono essere trinciate. È per questo che ci viene richiesto un trincia ad alta potenza che sia in grado di andare a inglobare rapidamente grandi quantità di massa vegetale e legnosa. Siamo andati anche a rinnovare alcune famiglie di trincia che già facevano parte della nostra produzione, aumentando quello che era il discorso della capacità di triturazione, della capacità di velocità in lavorazione e anche di resistenza, effettivamente per poter lavorare anche in terreni difficili, ed è per quello che appunto abbiamo portato una famiglia nuova che è la famiglia dei BV che si vedono qua alle mie spalle, e andiamo dai piccoli sesti di impianto, quindi dai vigneti delle zone più rinomate d'Italia, quindi con sesti di impianto di 2 metri, 2,20 metri, 2,50 metri, quindi trincia che vadano a lavorare anche in queste strette condizioni ma con alta potenza e con alto rendimento, fino ad arrivare ovviamente a trincia più importanti fino ai 2,50 metri, che sono appunto in grado di lavorare sia bene sul discorso erba, inerbimento, sia sul discorso del legno fino a 8, 9, 10 centimetri di potatura. Poi ovviamente una grande attenzione è andata anche sullo sviluppo elettronico, non se ne può più fare a meno. Siamo felici di aver presentato 2 anni fa ad EIMA un'innovazione, cioè un dispositivo elettronico che è l'NMI, che è in grado di informare l'operatore tramite app telefonica, app su smartphone che si può scaricare dai dispositivi per leggere effettivamente come si sta comportando il trincia, se la qualità del lavoro che sta facendo è ottimale e se ci sono delle problematiche, che è la cosa più delicata quando si lavora con i trincia, è non accorgersi di quello che sta succedendo dietro. E un altro dispositivo invece che abbiamo presentato è il Folding Control, che è un dispositivo in grado di limitare i movimenti scorretti dell'operatore, facendo sì che la macchina si preservi, ovviamente anche qui in un'ottica di diminuire quelle che sono le spese di manutenzione delle attrezzature. Ecco. E allora adesso con Marco Bertazzoli, ufficio tecnico di Nobili, approfondiamo il mondo degli atomizzatori. Quali sono le novità in vetrina qui a Fiera Agricola? Sì, quest'anno come novità portiamo in gamma la nuova serie di atomizzatori G2 che abbiamo presentato in EIMA come new entry, ma che si confermano qui in questa fiera come entrata in produzione, come prodotto di serie
della nostra gamma. E in particolare, oltre alla questione della cisterna totalmente rinnovata nel look e dotata di alcune, diciamo così, particolarità che abbiamo sviluppato all'interno della nostra azienda e che rappresentano un'ergonomia e una facilità d'uso della macchina, abbiamo anche dei nuovi gruppi ventola, che è rappresentato qui dalla versione Antis V85, un gruppo ventola ad alte prestazioni, alta professionalità, caratterizzato da getti movibili e regolabili, doppi getti, antideriva e tutte le dotazioni di serie che sono entrate un po', diciamo così, nella mentalità degli agricoltori più moderni e che richiedono sempre più uno standard di macchina più elevato. Altra novità è un sistema scavallante che ha lo scopo di ridurre i tempi del trattamento, un sistema più snello, un sistema più pratico nella regolazione che ci permette di lavorare su 6 facciate in un singolo passaggio, ottimizzando i tempi di rirorazione. È basato sul nostro sistema ormai che si è già affermato nel mercato del basso volume pneumatico, che non è sempre corretto chiamare basso volume nel nostro caso perché può lavorare sia a basso volume che a regime normale che ad alti volumi. Quindi è una macchina polivalente per tutte le esigenze, soprattutto per quei terzisti che hanno diversi tipi di clienti. Chi ha già accettato e sposa una filosofia di basso volume, quindi ridurre la quantità di liquido irrorato, che per quei clienti che hanno una massa fogliare più sviluppata e preferiscono applicare un volume standard o comunque un volume tradizionale un po' più alto di prodotto sulla foglia. Oggi poi c'è anche la possibilità sempre di avere sotto controllo tutto quello che accade in tempo reale. Diciamo così, l'elettronica ormai non è più un optional, ma in queste macchine è diventato di serie il comando elettrico per poi arrivare fino ai computer che leggono la velocità d'avanzamento della macchina e regolano la quantità di liquido irrorato in accordo con la velocità di avanzamento. Nel caso ci siano avvallamenti, nel caso ci siano condizioni più impervie e il trattore necessiti di lavorare più lentamente, non è necessario ritarare la macchina, ma in tempo reale viene aggiustata la quantità di liquido che si eroga. Questo sempre per ridurre i tempi e ottimizzare l'applicazione dei prodotti, con risultati che al termine della stagione si convertono in guadagni e un prodotto vendibile migliore. Ad EIMA cosa vedremo? So che insomma, sicuramente state lavorando a qualche sorpresa. Stiamo lavorando, abbiamo tantissimi progetti e siamo convinti di presentare qualcosa di sicuramente innovativo e che contraddistinguerà, diciamo così, più che contraddistingue, indicherà quello che la strada che la Nobili vorrà percorrere nei prossimi anni. Ecco. Non posso anticipare nulla. Certo, ma seguiremo sul momento, insomma, a novembre EIMA International. Allora grazie a Marco Bertazzoli, ufficio tecnico di Nobili. La puntata di oggi termina qui, allora grazie anche a tutti voi per averci seguito. In sovrimpressione i nostri contatti, il sito internet ma anche tutti i social su cui potete rivedere anche le varie puntate, compresa quella di oggi. Vi diamo già appuntamento a tra 7 giorni alla solita ora. A presto. In collaborazione con